Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati al nostro appuntamento del mercoledì con gli scorretti con Carlo Cambi in collegamento con noi, che saluto e ringrazio. Ciao Carlo, buongiorno. Cardinale, si è ripreso dalle fatiche del conclave, sì. Sì, sono ripreso a stento, diciamo così. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta e mi sembra anche abbastanza bene, tutto sommato, no? Pare che mangiavate anche male. Questo è un argomento che sarebbe... Le porpore sono lamentate Sì? che mangiavano male e non avevano neanche il tempo di andare a fare la pipì, data l'età media, la prostata lavora, insomma. Beh, mangiavano male, questo è un argomento sul quale potresti consigliare molto bene tu i cardinali, i porporati. Per il prossimo giro, Carlo, magari dati da fare. Io che sono gran maestro, quando faccio la gran loggia, appunto. mica per questi che voglio dire. Intanto però ti sei occupato anche oggi, mi sembra, del risultato del conclave, cioè dell'elezione di Papa Leone. Segnalerei anche agli ascoltatori di andare in edicola a comprare Panorama, perché lì mi sono espresso al meglio, bruciando la concorrenza, perché vi racconto come questo Papa ha in animo di fare un concilio e non il sinodo che piaceva tanto a Bergoglio. E magari ci dici qualcosa anche a noi, no? In questa conversazione di oggi. Volentieri, ma scherzo. Quindi Panorama e poi c'è un articolo anche sempre sulla che non mi licenzino, perché vedo che dalle parti tue. E poi c'è un articolo anche sulla Verità di stamani, sul quale poi ci soffermeremo, se vuoi. Peraltro tu stamattina hai fatto anche la rassegna stampa, no? Tanta roba. Sì. E allora ne approfitto, perché io i giornali, la rassegna stampa non la faccio più, e ne approfitto per chiedere a te cosa c'è di interessante oggi. Poi torniamo però su questa questione, perché la cosa del concilio è molto interessante, no? E non credo che se ne sia occupato, come dicevi tu, nessun altro, no? Quindi il tuo pezzo su Panorama. Sono tutti abbastanza, cioè la cosa straordinaria che tu ricavi nel fare la rassegna stampa la mattina in Italia è constatare come l'informazione ormai non sia più aderente ai fatti, ma sia aderente agli schieramenti e ai desiderati. E allora lasciami dire che, Carlo, poi ti lascio subito la parola, no? Avendola fatta per tanti anni, io sono arrivato alla tua stessa conclusione, identica. Cioè stamattina se tu leggevi i diversi quotidiani in rapporto alla notizia che è la notizia, cioè del possibile vertice di Istanbul o Ankara, non si capisce bene l'anno, fra Zelensky, Putin, Trump, probabilmente, cioè, sicuramente Erdogan, tutti concentrati sulla difesa dell'Europa che non esiste, che non si è appalesata, perché Putin, dicendo un'ovvietà, ha detto: chi fa ulteriori sanzioni contro di noi è un imbecille, ma c'ha ragione. Io non sono putiniano, anzi penso che sia un frutto avvelenato del post-comunismo, e il comunismo per me, come sai, è il peggiore di tutti i mali. Ma detto questo, c'ha ragione, perché se tu vuoi fare una trattativa non gli vai a rompere le balle minacciando sanzioni, ma perché lo fanno gli europei? Per un motivo molto semplice, perché non vogliono sentirsi scavalcati da Trump e perché non vogliono che Ankara, che è un paese assolutamente ademocratico, col quale se non fosse altro per la faccenda curda e azera non si dovrebbe proprio parlare, ma è il secondo esercito della NATO, ma è il paese canaglia che ha tenuto rapporti con la Russia, è il paese che ha triangolato il petrolio, il gas, che è quello che consente all'economia russa di stare in piedi egregiamente nonostante le inutili sanzioni europee, eccetera eccetera. Allora non si può dire tutto questo, perché lo schieramento della nostra sinistra o soi-disant sinistra prevede che Trump sia il peggiore dei mali. Poi vai a leggerti il fatto che Trump va negli Emirati, stacca un business contest di 600 miliardi, lavora per isolare Netanyahu in modo che la pace sia
in Palestina sia garantita dagli stessi paesi arabi moderati che mettono il bavaglio ad Hamas, che è sostanzialmente quello che oggi chiedono i palestinesi che si rivoltano in Palestina, lo chiede lo stesso Abu Mazen, il presidente della ormai fantasmatica autorità politica palestinese. Bene, anche questo non va bene, bisogna continuare a parlare delle stragi di Gaza che è un delitto contro l'umanità. Apro parentesi, se il 7 ottobre i tagliagole, macellai, assassini, stragisti di Hamas non fossero andati ad aggredire gli ebrei, probabilmente tutto questo non sarebbe accaduto, chiuso parentesi. Il fatto che la diplomazia americana stia cercando di mettere il bavaglio all'Iran, perché se in quella zona, se non tieni presente la capacità bellicista dell'Iran, non porti a casa nulla. Ecco, di tutto questo non c'è traccia, semplicemente si ragiona di schieramenti contro Trump, contro Putin, cioè si indicano i nemici. Ultima cosa, poi veramente ti ridò la parola. Ma mi incuriosiva, sì, prego, scusami Carlo. Fondamentale oggi, che andava raccontato in maniera meravigliosa, a me purtroppo mi hanno fatto occupare dell'intelligenza artificiale, ed è la lettera che agli ebrei, nominato pontefice il Leone XIV scrive alla Jewish community americana dicendo siamo fratelli. Ora tutta non è poca roba, continuità con Bergoglio che hanno raccontato viene cancellata da questa lettera. Ricordatevi che Bergoglio è colui il quale ha detto bisognerebbe indagare se a Gaza non sia in atto un genocidio, e una settimana dopo l'elezione, nemmeno una settimana dopo l'elezione a Papa, Leone XIV, che è totalmente americano, scrive agli ebrei dicendo siete nostri fratelli. Ecco, ma questo sui giornali italiani viene rilevato con un titolo, non con la necessaria profondità che questa espressione richiede. Ma questo perché? Perché c'è tutto lo schieramento che deve sostenere che Trump, l'Occidente, è un fallimento. E ultima cosa, si attaccano tutti a questa faccenda che la Meloni non è andata alla riunione dei cosiddetti volenterosi, che in realtà sono 4 persone debolissime che approfittano della guerra dell'Ucraina per tentare di rinsaldare le loro posizioni interne. Poi c'è una cosa che ti dirò sulla Polonia che secondo me è significativa. Tutti a dire la Meloni non c'è andata, quindi la Meloni non conta nulla. No, la Meloni conta moltissimo, e scrive ottimamente un editoriale oggi sul giornale Nicola Latorre, in cui rileva come l'Occidente finalmente si sia ricompattato e ci sia sostanzialmente un dialogo fra Stati Uniti d'America e Unione Europea, favorito in larghissima misura dallo standing internazionale che ha assunto il governo di Giorgia Meloni. Anche il povero Tajani, che ogni tanto fa finta di ribellarsi, io lo dicevo stamattina in rassegna stampa, ci vuole anche il senso delle proporzioni. Tajani ha l'8,9% dei consensi, se va bene, e i sondaggi ci pigliano, la Meloni c'ha il 32%, cioè voglio dire il rapporto di forza è 1-4, per cui che il ministro degli esteri si metta a fare il sopracciò sul presidente del Consiglio fa francamente schiantare da ridere. Detto tutto questo, c'è un aspetto fondamentale. Che cosa hanno fatto i volenterosi? Si sono raccontati che sono tanto bravi, Merz ha bisogno come il pane che vada avanti il piano di riarmo, perché altrimenti l'industria tedesca è ferma. Tanto è vero che hanno rilanciato il MES, ma di questo se vuoi ne parliamo dopo. Macron ha bisogno assolutamente di uno standing internazionale per tentare di recuperare qualche consenso in Francia, ma è battuto ancora prima che cominci la gara. Tusk il 18 maggio c'ha il problema delle elezioni presidenziali in Polonia, dove la destra potrebbe stravincere. Sì. E allora che cosa fa Tusk? Chiede a Macron dammi le atomiche che io le metto ai confini della Polonia con l'Ucraina, e così Putin se la fa addosso. In questo contesto ci si meraviglia che Putin
Putin dia degli imbecilli agli europei. Io francamente questa meraviglia non la riesco a vedere, ma di tutto questo mi sarei preoccupato di vedere sui giornali italiani un'analisi abbastanza puntuale e precisa di come si muove il mondo, e invece no, Ecco, su c'è quali solo ed esclusivamente le fazioni, punto. Ecco, ma Scusa, ecco, l'ho fatto. no, no, non l'hai fatta lunga, l'hai fatta bellissima e chiarissima, ed è perfettamente, peraltro, coincidente, ti dicevo, con quello che penso io, ma questo non è rilevante. Rileva quello che magari pensano anche coloro che ci stanno ascoltando, cioè quelli che dovrebbero essere i lettori e le lettrici di questi quotidiani che, allora, tutto sommato vendono molto poco, e qui si innesta la mia domanda. Allora, se tu rilevi questa cosa, che è verissima, secondo me, da lettore normale, allora io mi domando: per cosa vengono fatti i giornali e a chi servono, a cosa servono in questo quadro attuale? Perché comunque, diciamo, rappresentano un po' il cosiddetto mainstream, no, allora a cosa servono questi pezzi di carta, questi ammassi di carta della rassegna Teoricamente stampa? teoricamente servirebbero ad alimentare anche i siti internet, che in questo momento sono, come dire, la propagine, la Mh, carta stampata. Teoricamente servirebbero a informare l'opinione pubblica, che fra l'altro in questo paese è dominata da 3 emittenti televisive. A proposito, alla 7 c'è lo sciopero, vivaddio, anche Cairo è un padrone alla fine, e se ne accorgono, perché non esistono padroni buoni, vorrei che fosse chiaro, cioè, per quel che riguarda i giornalisti devono essere sempre contro l'editore, non possono mai essere con l'editore, non c'è, per ma definizione anche per una normale dialettica minima, no? ma sì, ma perché se un giornalista vuole fare bene il suo mestiere, vuole essere libero, vuole parlare ai lettori, che poi sono anche elettori, deve essere con la schiena dritta nei confronti di tutti, a cominciare dal proprio padrone, dal proprio datore di lavoro. Te dicevi a cosa servono questi giornali? Mh. Servono a coltivare l'illusione di parlare non a dei lettori, cioè dei cittadini, ma di parlare a degli elettori. Tant'è vero che, se ci fai caso, ogni giornale ha come riferimento un target politico, non più una rappresentazione ideale del mondo, una cultura, una radice filosofica di appartenenza. Tu sai che io sono un repubblicano di militanza Mh. politica e liberale di formazione culturale, per cui quando scrivo è evidente che la gente sa già quello che penso o come lo posso Sì, scrivere, ma sì. quello che posso scrivere come commento è cosa completamente diversa da quello che io posso scrivere come cronista. Ecco, tutta questa roba qua serve ad alimentare il talk show e soprattutto ad alimentare il protagonismo dei giornalisti. Sai, il mio primo caporedattore, che si chiamava Carlo Pucciarelli, che era un comunista, cioè uno di quelli che si metteva l'ordine di Lenin in redazione. Mi ricordo, ti racconterò questo episodio. Ero un giovanissimo inviato e lui mi disse: Carlo, prepara un coccodrillo di Josip Broz al secolo Tito. Mh. Preparo questa paginata, scrivo questa biografia di Tito, poi mi capita di dover andare via dalla redazione per un servizio. Nel frattempo muore Tito, io sono lontano da Livorno, dove si stappava il terreno il mio primo giornale, vado in edicola, prendo il giornale e trovo il titolo sul mio pezzo che è morto Tito, un uomo è un mito. Io mi attacco al telefono e dico: cara fortuna non si chiamava Galeazzo. Però questo primo caporedattore, Carlo Puzzarelli, una cosa me l'ha insegnata, e cioè che il giornalista è uno che sta ad osservare i fatti, non li determina e soprattutto non si fa pigliare dal protagonismo. Ecco, quando i giornalisti diventano star della televisione, come capita con questi talk show rissosi, perdono del tutto il distacco con la loro professione, e i giornali, che sono fatti dai giornalisti, sono conseguenza di questo distacco. Per chi sono fatti? Sono fatti sostanzialmente per i giornalisti stessi, per il sistema, per il chiacchiericcio politico, per i palcoscenici televisivi. Non sono più fatti per il cittadino lettore.
E questa è una cosa, diciamo ormai consolidata. Non era così soltanto quando ho iniziato a fa 'sto lavoro io, cioè mettiamo fine anni Sta '80, inizi Tu '90. hai Eravamo tutta la carriera mh, fatta dentro un emittente che per definizione è un emittente politica di parte, tuttavia hai sempre esercitato e noi ci siamo conosciuti per questa tua per questo tuo esercizio di onestà professionale, hai sempre esercitato una lettura critica della realtà, ma non prescindendo dalla realtà. Il problema qual è? È che oggi questa lettura critica, che è assolutamente indispensabile, anzi è il sale della democrazia, prescinde dalla realtà. Questo è l'errore Guarda Carlo, grande io che mi sono fatto, visto che stiamo parlando anche del nostro modo di lavorare, che non è una cosa indifferente per chi ci ascolta, perché poi il prodotto di quello che facciamo deve essere utile a chi ascolta. Ecco, io ho sempre ragionato in termini di utilità. Poi ho un sacco di limiti, a partire da quelli culturali, a partire dalle esperienze, eccetera, perché non ho avuto una vita lavorativa molto variata, no? Sono 30 anni che ho lavorato in sta radio più o meno, però ho cercato di tirar fuori dalla rassegna stampa del giorno quello che potesse essere interessante e utile, non ai fini, diciamo, di una propaganda qualsiasi, ma ai fini dell'arricchimento di una persona che è curiosa di sapere cosa sta accadendo. Ecco, io mi ponevo sempre la domanda di dire: "Ma cosa può essere utile e interessante per una persona?" Per una persona tout court, senza aggettivi, senza ma altri infatti aggettivi, per un lettore, per un ma cittadino. Questo è il infatti punto. Però a me se sembra loro che questa roba non qui, tu secondo te c'è ancora questo bisogno da parte delle persone comuni? ma E sarebbe la fortuna dei e giornali poi se ca aggiungo un'altra cosa: non mi pare che l'evoluzione, l'hai descritta perfettamente tu, dell'informazione e della politica abbia portato a una maggior ricchezza di dibattito, primo, e a una secondo, a una maggior partecipazione anche dei cittadini, perché la gente se ne frega sempre di più della politica, non vota più e il dibattito politico-culturale si è molto immiserito tutto sommato, no? io ti faccio un esempio. Oggi scrivere che il potere d'acquisto delle famiglie è in ribasso, mh, dalla parte politica che governa viene preso come un'offesa. Non è così, perché c'è un'oggettiva constatazione del dato, Mh. okay, e poi c'è la spiegazione del dato. Perché per esempio oggi se uno fosse onesto, e questo lo dico ai colleghi che militano nella sinistra, dovrebbe ammettere che l'euro è stato un fallimento, che la promessa di prosperità che stava dentro l'euro e di stabilità economica che stava dentro l'euro non si è realizzata dopo un quarto di secolo. Allora poi tu dici: la conseguenza è che oggi il potere d'acquisto in Italia è eroso. Le ragioni potrei sta qui 3 Mh. ore, magari insieme a Borghi e Bagnai, a raccontare tecnicamente perché avviene. Ma il tema non è nascondere che il potere d'acquisto è più basso. Il tema è dire ciò che è, spiegando perché. Ed è dalla spiegazione del perché che si capisce dove sta la responsabilità politica, non dalla comunicazione del dato in sé. Mi sono spiegato? Sì. Eh. Carlo, tra poco c'è la pausa, sono 3 minuti, però, prima, di toccare altri argomenti, io vorrei tornare brevemente su 2 questioni. Intanto mi Dopo incuriosiva parliamo che ci come? vuole un po' di dico dopo parliamo del Papa perché ci vuole un po' di tempo, non è Ecco, una cosa quello mi interessava molto, no, e anche quello che tu ci hai anticipato di aver scritto per Panorama, attualmente, nel numero di in questa settimana, no, l'altra cosa che mi interessava è capire il tuo focus sulla Polonia, ma forse ne hai già accennato prima, e un'altra un'altra cosa che mi ha lasciato un po' lì oggi, leggiucchiando qua e là, che cosa c'è, in che senso ritorna di attualità il MES? Che sembra una roba stantia, vecchia, superata. no, sto scrivendo un pezzo per Panorama che leggerete quest'altra settimana, Mh, ma è molto semplice. Ehm, allora, c'è l'unico governo stabile oggi in Europa con un consenso popolare, rilevante, è il governo italiano, che però c'è un problema, è dissonante rispetto al mainstream degli eurocrati. Mh. C'è un secondo problema: Francia e Germania stanno facendo debito in maniera sconsiderata.
sconsiderata. Macron ha portato il debito pubblico francese a 3.300 miliardi, che significa il 137%, scusami, il 113% del PIL francese. Una quota mai in assoluto raggiunta dalla République. I tedeschi nei primi 3 mesi del 2025 hanno un debito aggregato, significa Stato più famiglie più aziende eccetera eccetera, di 1.700 miliardi di dollari in 3 mesi, in aumento. Il paese dove la parola debito ha lo stesso significato della parola colpa o peccato. Ok? Quindi hanno bisogno di quello strumento per consolidare le loro banche e contemporaneamente impedire all'Italia, che verrà spinta con un artificioso rialzo dello spread a chiedere, come hanno fatto ai tempi di Berlusconi e Tremonti per cacciarli, sarà spinta a chiedere il MES. In quel momento noi abbiamo finito di governare perché ci sono delle regole stringenti che sono non quelle del patto di stabilità, ma quelle del regolamento MES, che attenzione non è uno dei patti europei, ma è un accordo intergovernativo, tant'è vero che riguarda soltanto l'Eurogruppo, cioè i 20 paesi che hanno adottato la moneta unica. Quindi il rievocare il MES, tant'è vero ci avrei fatto caso che la prima che ne parla è la De Romanis, che è la moglie di Binismaghi, che è presidente della Société Générale, che è la terza banca francese, che è la più esposta rispetto al debito francese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi rimettere in funzione, cioè riportare la polemica sul MES serve ad ottenere due cose. Da una parte tranquillizzare i governi che si stanno indebitando, che non devono intervenire loro direttamente sulle banche. Secondo, ottenere per via economica il bavaglio al governo italiano che non riescono a mettere per via giuridica, come hanno fatto con la Le Pen, come hanno fatto con Romani e come cercheranno di fare con la Polonia, e lì poi ti racconto perché. Allora, Carlo, dobbiamo fare la piccola pausa, ma poi partiamo da qui perché la Polonia mi interessa molto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ci risiamo, Carlo. Allora ripartiamo da qui. Perché dicevo la Polonia mi interessa molto? Perché è inserita nel quadro di sintesi che stavi tracciando tu ed è un paese chiave. Allora mi sembra che molto più interessanti siano i paesi di confine con l'ex Unione Sovietica rispetto alle dinamiche della vecchia Europa continentale. Allora, no? se voi aveste, come dire, la bontà di leggere il secondo pezzo mio oggi sul Panorama, perché cosa è successo? Che avevamo pensato una copertina sull'Europa che doveva essere l'Europa se destra, poi ovviamente hanno eletto il Papa e abbiamo cambiato la copertina mettendo un ulteriore pezzo sul Papa. In questo pezzo, l'Europa se destra, in cui io faccio una ricognizione sostanzialmente dell'andamento delle elezioni dell'ultimo anno in Europa, con tutte le offese alla democrazia che l'Unione Europea è riuscita a fare, dalla presunta ingerenza russa in Romania, alla FD che viene messa fuori gioco, alla Le Pen che viene mandata a giudizio e poi dichiarata ineleggibile. In tutto questo contesto però c'è qualcosa di significativo,
Da nord ovest, quindi dalla Polonia, a sud-est, quindi arrivando alla Romania, tutti i paesi europei confinanti con l'Ucraina hanno motivo di contenzioso con l'Ucraina medesima. I polacchi, ma basta andare a Varsavia, basta andare a girare un po' la Polonia, come a me è capitato, non sopportano i polacchi, non sopportano gli ucraini, per 3 fondamentali motivi. Primo motivo perché gli ucraini fanno i frontalieri. Con la scusa della guerra passano dalla frontiera polacca senza controllo, vanno in Polonia e fanno una serie di mestieri, dal tassista all'ambulante, eccetera, eccetera, che portano via quattrini ai lavoratori polacchi. Seconda ragione, che riguarda la Polonia, la Bulgaria e la Romania e la Slovacchia. Gli ucraini vendono grano, mais, olio di mais, tutta una serie di prodotti agricoli sotto costo, impedendo sostanzialmente agli agricoltori di quei paesi di avere un profitto dal loro lavoro. Terza ragione, polacchi, ungheresi, rumeni, bulgari, slovacchi sono stanchi di veder diminuire il flusso di denaro che gli arriva dall'Europa. Tenete presente che questi paesi sono quelli che hanno negli ultimi anni pompato di più dal bilancio comunitario in termini di investimenti, infrastrutture, eccetera, eccetera, perché dovevano essere giustamente con i fondi di coesione portati a livello degli altri partner comunitari. Temono che i soldi che vengono mandati all'Ucraina vengano meno ai loro bilanci pubblici e quindi al benessere dei cittadini. Questo è il quadro. In Polonia in particolare c'è una situazione strana, perché Donald Tusk, che è l'attuale presidente del Consiglio, è stato eletto con una maggioranza filo-europeista e i polacchi non si sono mai completamente rassegnati all'idea che il loro paese stia con l'Europa. Ma sai perché? Perché c'è un odio antitedesco spaventoso in Polonia, ma d'altra parte basta conoscere la storia della Polonia, che fu smembrata in 3, poi fu invasa da Hitler, poi è sempre stata. La rivolta al ghetto di Varsavia è uno degli episodi eroici dell'umanità, almeno nella nostra epoca contemporanea, e loro questa vicinanza con la Germania non la sopportano, intendo di popolazione. Donald Tusk invece ha vinto le elezioni politiche, ancorché risicate, e impone questa germanizzazione spinta alla Polonia. Allora è chiaro che la reazione è pesantissima. Tieni presente che in Polonia la Chiesa Cattolica, che è schierata su posizioni di destra moderata e che ha ancora fortissimissimo l'influenza di Karol Wojtyła, e quella è stata una stagione enorme per l'Occidente, è pronta a non votare il candidato della formazione europeista, ma è pronta come dire, a sostenere il Nawrocki, sì, è difficilissimo pronunciarlo, che è di Diritto e Giustizia, cioè lo stesso partito del presidente uscente Duda, ma anche con una forte crescita dei consensi per Mensen, che è invece dell'ultradestra e che è uno che piace tantissimo ai giovani polacchi, perché fra l'altro fa delle campagne elettorali tutte sui social, e lì c'è il tema che l'avvicina all'ostracismo a Georgescu, che come sapete in Romania è stato cacciato perché si diceva che i social venivano alimentati dai russi. Bene, quel quadro di instabilità polacca, che probabilmente al ballottaggio porterà alla vittoria di uno dei due candidati di destra, o Nawrocki o Mensen, perché dipende chi vince l'altro farà la resistenza, mette in grandissimo imbarazzo la Germania, che ha scommesso sulla Polonia, ma soprattutto mette in imbarazzo tutta la costruzione dei volenterosi. Ed ecco che preventivamente si dice: mettiamo le bombe atomiche francesi in Polonia, così che
un'eventuale intesa o un'eventuale defezione a vantaggio di una non ingerenza nell'affare ucraino sia impossibile proprio perché c'è il presidio nucleare. Questo per spiegare quanto la democrazia in Europa conti. Beh, questo è molto interessante anche per capire appunto, che tipo di costruzione europea si può insomma, si può cambiare, in che direzione si può andare, perché alla fine Dal MES, vorrei che fosse chiaro, cioè il MES non è una causa, è un effetto di questo modo di ragionare in Europa. ecco, ma secondo te c'è spazio per cambiare, l'assetto politico europeo? O è un affare impossibile? No, ma l'Europa va verso la dissoluzione per conto suo, tranquillo. Cioè, secondo me l'Europa non ha più una ragione d'essere. Perché infatti perché ce l'hanno con la Meloni? Perché la Meloni ha una visione atlantista, cioè dice la Meloni: "Noi non abbiamo tanto bisogno dell'ombrello europeo in sé, abbiamo bisogno dell'ombrello atlantico, che è una cosa diversa". Ed è evidente che se l'Europa si, come dire, stempera dentro l'Alleanza Atlantica, perde ogni significazione. E tu capisci che per le classi dominanti del mainstream dell'eurocrazia, questa cosa è difficilmente tollerabile. Ma vi faccio osservare una cosa molto semplice. La maggioranza Ursula che si è determinata questa volta, cioè Mh. l'accordo fra PPE e PSE, che è quello che esprime la baronessa von der Leyen, è esattamente la stessa maggioranza che si è trovata d'accordo in Germania per tenere fuori dalla porta AfD. Ma oggi quel governo tedesco rischia di essere prevalente rispetto alla figura della signora von der Leyen. E se così è, se così si manifesta, diventa assolutamente palese che si scrive Unione Europea, ma si legge Repubblica Federale di Germania. E la domanda è: ma paesi come la Grecia, Malta, Cipro, Portogallo, la Spagna, la Lituania, la Lettonia, la Bulgaria, la Romania, la Cecoslovacchia, la Cechia e la Slovacchia, che ci stanno a fare? In un contesto dove c'è un'egemonia conclamata e dove si ritiene, come pensava la signora Merkel, che ciò che va bene alla Germania vada bene per l'Europa. E quelli che Però questo assetto qua, Carlo, mi sembra molto stantio, molto marcio, defunto. appunto, Quindi come diciamo, alla fine il vero problema, non lo so, mi pare che l'Europa non è mai esistita, ma esiste sempre meno ed è sempre più marcia come struttura in sé. Esistono degli stati nazionali che però vanno anche perdendo peso, perché la Germania non sta bene, la Francia non sta bene, la Spagna e l'Italia hanno sempre contato molto meno, la frontiera orientale, la Polonia, l'Ungheria, eccetera, diventa più importante, però sono stati nazionali che se la giocano da soli sostanzialmente. E allora il vero quesito, non so se dico una stupidaggine, ma a me mi pare che il vero quesito è chi comanderà di più tra Cina e Stati Uniti. E l'altro sottoquesito: Trump, gli Stati Uniti hanno la possibilità di combattere veramente la Cina? Che nel periodo, magari la mia lettura è sbagliata, chiedo il tuo conforto perché tu sei uno studioso di fatti economici molto più profondo di me, però mi pare di capire che in questi anni, da quando la Cina era stata usata inizialmente con molta nonchalance da parte dei paesi occidentali, Europa compresa, come riserva di manodopera, il lavoro sporco lo fanno loro, noi delocalizziamo e prendiamo i profitti, alla fine invece loro sono diventati i padroni delle materie prime, delle cose reali, perché noi siamo sì in un mondo digitale, ma se tu mi segui un cavo o se non hai le terre rare sei fottuto, no? Quindi loro sono diventati i padroni di ciò che conta. Tanto è vero che mi pare di capire anche questo, non so se sbaglio, ma Trump era partito in pompa magna, 180% dei dazi alla Cina. Poi quelli gli hanno detto: e se io non ti do quello che ti serve, come la mettiamo? Ed si è stato ridotto a più miti consigli. Allora, Europa zero. Chi vincerà tra Cina e Stati Uniti? Gli Stati Uniti hanno ancora un potere in grado di contrastare. A me sembra che la Cina sia un po' come il Vaticano quello serio, quello solido, cioè ragiona in termini di cosa avverrà tra 100, 200, 50 anni, no? Quindi hanno una mentalità imperiale. Anche gli Stati Uniti hanno una mentalità imperiale per certi versi, ma chi tra i due comanda veramente oggi e vincerà? atomica economica.
manca il dollaro. Mm. E la Cina ha un problema interno enorme, cosa che non ha Trump. Il problema interno enorme della Cina è un debito privato al 196% del PIL, consumi a zero, inflazione relativamente alta e stagnazione demografica. Mm. Quindi la Cina ha un disperato bisogno di esportare per tenere in piedi il surplus produttivo che nel corso degli anni ha costruito. Perché nella battaglia dei dazi è vero che Donald è partito lancia e resta facendo una serie incredibili di errori, ma è anche vero che i cinesi a un certo punto, quando hanno constatato che le importazioni americane hanno fatto in 3 mesi meno 25%, se la sono fatta sotto. Perché è vero che hanno il contorno dei BRICS, tant'è vero che Xi Jinping dove è andato? Immediatamente in Russia a rinsaldare l'alleanza con Putin, perché la Russia gli dà l'energia a basso costo e perché potenzialmente la Russia è un mercato di sbocco del prodotto cinese di straordinaria importanza. Che cosa fa Trump per portare Putin al tavolo della trattativa? Rompe le scatole alla Cina. Allora, la capacità di movimento degli Stati Uniti d'America con la sua forza finanziaria e soprattutto con la forza tecnologica degli Stati Uniti d'America, perché noi continuiamo a parlare della Cina come un partner mondiale di straordinaria valenza economica, ma non è così. La Cina ha una straordinaria capacità produttiva, ha sicuramente alcuni comparti tecnologici sui quali detiene dei primati, ma per esempio ha bisogno dei microprocessori di Nvidia per fare andare la sua elettronica. E è vero che la Cina detiene le terre rare che servono ad alimentare le batterie, che servono a far funzionare le tecnologie, ma gli mancano i microprocessori H21, che sono quelli che fanno funzionare l'intelligenza artificiale. Se gli americani non glieli danno, loro non sono in grado di costruirli. La faccenda, siccome i nostri giornali guardano il mondo da tifosi e non da cronisti, non è così elementare. Perché Donald Trump insiste nell'abbassare la quotazione del dollaro? Perché si è reso conto che attraverso la potenza del dollaro lui importa inflazione. Perché qualsiasi merce che viene acquistata è in dollari e da un certo punto di vista rende ricchi gli americani, ma da un altro punto di vista fa sì che quella moneta debba tenere per forza dei livelli alti di valore per essere paradigma delle transazioni. Tant'è vero che i cinesi che cosa stanno cercando di fare? Stanno cercando di fare il renminbi elettronico, tanto per capirci Bitcoin con gli occhi a mandorla, per tentare nelle monete virtuali di costruire una moneta di riferimento dei loro scambi commerciali. Ma tutti questi processi però si scontrano con un dato oggettivo, che l'America ha una potenza dal punto di vista tecnologico-finanziario per adesso predominante e soprattutto ha una potenza militare predominante. Allora, i cinesi vanno riportati nell'ordine mondiale, che non può più essere l'ordine globale, dove la Cina è cresciuta a dismisura, ma deve diventare l'ordine delle aree di influenza. E nelle aree di influenza dove l'America può agire ci sta ancora la ricchezza del mondo, perché
l'Europa non è una non area di influenza americana, perché il Canada non è un'area di non influenza americana, perché mezzo continente sudamericano è un'area di influenza americana, perché le rotte dell'Indo-Pacifico passano attraverso il controllo americano, e dunque i cinesi sì, hanno la loro potenza, hanno i BRICS, hanno delle alleanze molto importanti, ma sono periferici rispetto alla centralità americana. Questo è il quadro. C'è un'unica incognita, dove si posizionerà l'India. Sì. Noi dell'India parliamo Pochissimo, niente. Non so se avete fatto caso che appena è scoppiata lì la guerra indo-pakistana, Trump si è precipitato, perché sa perfettamente che l'India oggi è già oggi è probabilmente la terza economia del mondo, ma ha un potenziale di crescita spaventoso. Perché? Perché a differenza della Cina, che mantiene le sue ritualità arcaiche, l'India è una società perfettamente occidentale dal punto di vista delle classi dirigenti. Non fosse altro perché 200 anni di dominio britannico hanno innervato le classi dirigenti indiane di questo modo di ragionare. Facci caso, no? L'India poi in realtà cosa fa? Fa esattamente la stessa cosa che fanno gli europei e gli americani dal punto di vista produttivo, contando però su una manodopera a bassissimo costo e su una platea sconfinata. Oggi l'India è il paese più popoloso del mondo, ha sorpassato la Cina e non ha il problema che hanno i cinesi di invecchiamento della popolazione. Dunque in prospettiva la vera frontiera è quella indiana. E quindi gli americani stanno cercando di battere la Cina. Devo dire che Modi è bravissimo a tenere i piedi in due staffe, però stanno cercando di riattirare l'India nella sua orbita di influenza. Se così fosse, controllare le rotte indo-pacifiche, controllare la rotta atlantica e la rotta artica, che è il motivo per cui Trump dedica grande attenzione, anche sguaiate, alla Groenlandia, e controllare le tecnologie di alto livello, avere una leva finanziaria, insomma, voglio dire, diciamo che va abbastanza a favore dell'America. Ma per capire bene, io ti leggerei dal The Art of Deal, che è la biografia di Mr. Trump, le sue 6 azioni, come posso dire, che lui raccomanda per fare le trattative. Te le leggo. Sì, è molto interessante. Pensa in grande, sfrutta al massimo le tue opzioni, usa la tua leva finanziaria, combatti, consegna la merce e divertiti. Allora, se voi le leggete in rapporto alla guerra dei dazi, pensa in grande significa pensa che sei il padrone del mondo e quindi di a tutti me devi pagare. Sfrutta al massimo le tue opzioni, e cioè di al mondo: guardate che io vi blocco su una serie infinita di cose. Usa la tua leva finanziaria, c'hai il dollaro che è la moneta di riferimento. Combatti, nel senso che fatti vedere aggressivo, consegna la merce, vuol dire scendi a patti, e divertiti, cioè prendili per il culo. Ed è esattamente quello che il signor Donald Trump ha fatto in tutto questo periodo. Ma se uno lo legge, Trump non è poi così imprevedibile, fa esattamente il mestiere suo, cioè di grande mediatore d'affari. È chiarissimo. Il tempo vola con te sempre, Carlo, e mi interessava molto, ma credo interesserà anche a chi ci ascolta, a toccare l'argomento Papa Concilio, non soltanto l'articolo di stamani sul quale tu ti soffermi sulla questione dell'intelligenza artificiale, ma più in generale la portata di questa elezione. Prima però ti voglio girare messaggi che sono comunque arrivati, poi magari faremo anche in tempo, spero, ad aprire le linee telefoniche per gli interventi in diretta, ma sono arrivati al nostro numero WhatsApp 340 6709 659 alcuni messaggi. Un ascoltatore ci scrive, per esempio, rispetto alla prima parte della trasmissione: ieri Israele ha colpito e al Papa che saluta i fratelli ebrei.
Ieri Israele ha colpito un ospedale uccidendo 30 persone, stamattina ne ha già uccise 65, tra queste bambini. Della restituzione degli ostaggi non gli importa nulla, vuole la terra libera dai palestinesi. Se non è genocidio questo, Papa Francesco lo disse. Cos'è un genocidio? Lascio subito a te la parola, Carlo. Allora, intanto le cifre vengono comunicate dall'autorità, vengono comunicate da Hamas. Non è un genocidio perché non c'è la volontà di sterminare i palestinesi, c'è la volontà di liberare la Palestina da un pericolo costante e imminente che minaccia la vita di Israele. Punto. Bene, chiaro e netto. Mentre Luciana da Muggio ci scrive un'altra questione, della quale ci siamo lungamente occupati peraltro in questa rubrica, in questa radio. Come non essere esterrefatti dopo aver letto le motivazioni? Io non le ho ancora lette tutte, 53 pagine. Sono della Cassazione che ha respinto la riapertura del processo per quelle 2 povere anime di Erba, della strage di Erba. Sì, bisogna essere esterrefatti, ma oggi, in questo momento, l'apertura del sito del Corriere della Sera. Sono in corso le perquisizioni a casa di Andrea Sempio. Sequestrati, giusto? Ti riferivi a quello? 2 che avrebbero con un attizzatoio ammazzato la povera Chiara Poggi, e da 18 anni un ragazzo è in galera probabilmente come innocente. E allora sa come si fa a contestare le motivazioni di Cassazione rispetto ad un delitto che, se non sono stati Rosa e Olindo, bisogna chiamare in causa per forza la comunità degli extracomunitari, e che diventa politicamente scorretto. Ormai quelli stanno marcendo in galera e sic transit gloria mundi. Soltanto la pervicacia della Procura di Milano oggi consente di fare luce, la vera luce su Garlasco, ma sì. se lei infila gli errori che sono stati, gli errori, poi si tratta di errori o malafede, che sono stati compiuti nelle indagini su quel delitto, e li pantografa o li sovrammette alla vicenda di Rosa e Olindo, capirà che non c'è distanza. C'è una magistratura abborracciata in questo paese che procede come la stampa, non sui dati oggettivi, ma per pregiudizio. Carlo, già che ci siamo, ti giro anche un messaggio audio che non ho ancora avuto modo di sentire, ma che ci è arrivato nel frattempo. Sentiamolo subito, chiedo alla regia di aprire il canale. Ecco, lo vorrei mandare, non ce la faccio e non so perché. Chiedo aiuto alla regia, se riusciamo a mandare questo messaggio audio dalla regia, se no lo riprendiamo dopo, non c'è problema. Io sto cercando di mandarlo, ma non mi funziona qua, nulla, diversamente dal solito. Eccolo qua. Buongiorno Cambi, sono Fabrizio di Sabbio. Ecco il nostro amico. Allora, io le volevo chiedere la sua opinione su quanto riguarda l'acciaieria di Taranto, perché adesso penso che siamo sugli 8-9 anni da quando è stata confiscata il Riva. Non sento nulla. E praticamente ha dimezzato la produzione, forse anche meno della metà di quello che faceva prima. Non fa più utili, continua a mettere operai in cassa integrazione. Carlo, non stai non sentendo? ha più quella rilevanza non che aveva prima. Io sento in cuffia, non so se si sente in diretta perché qua ogni volta c'è qualche scoperta nuova. Comunque il nostro amico era Fabrizio da Sabbio Chiese, che noi ben conosciamo, e ci poneva il tema dell'Ilva, il problema dell'Ilva sostanzialmente. Poi non so se riusciamo a sentirlo, io non riesco a mandarlo da qui e non ho capito il perché, francamente, però è il caso Ilva sostanzialmente. Vabbè, caso Ilva è una storia lunga 30 anni, quindi è un casino. Comincia con la sciagurata idea di Romano Prodi, che è pure responsabile dell'aggressione della Cina nei confronti del mondo occidentale, ma lasciamo perdere. Con questa privatizzazione delle acciaierie fatta a capocchia, c'è sicuramente una corresponsabilità della magistratura che ha agito in maniera sconsiderata rispetto alle esigenze ambientali. C'è un incartarsi di una crisi che non trova soluzione, nonostante il ministro Urso abbia detto che l'accordo con gli azeri della Baku Metal era pronto, e nonostante sia pronto a metterci altri 100 milioni per favorire l'accordo con gli azeri. La verità vera è una,
che l'Italia senza acciaio, essendo un paese trasformatore e di manifatturiero molto fine, è finito. Tutti si preoccupano delle terre rare, per noi l'acciaio è fondamentale per sostenere tutta l'industria metalmeccanica, che ci piaccia o non ci piaccia, al netto dei disastri della famiglia Elkann Agnelli, rimane comunque il 13%, 14% del PIL. Bisogna salvare Taranto, sì, bisogna salvare Taranto, ma bisognerebbe tagliare le unghie anche ad alcuni procuratori della Repubblica e ad alcuni magistrati eco-invasati che non tengono conto delle compatibilità economiche, ma si fanno belli, si schermano dietro le compatibilità ambientali. Faccio notare una cosa molto semplice, che in tutto il bresciano, in tutto il bergamasco, ci sono tantissime fonderie che vanno a forni elettrici, vanno benissimo, non c'è nessun problema ambientale. A Taranto bastava aver avuto l'accortezza di smembrare l'acciaieria in più segmenti e di alimentare tutto con l'elettrico per evitare il disastro attuale, ma questo significherebbe avere una politica industriale, e tu capisci che quando c'hai ministri come la Fornero o c'hai ministri come quelli del PD fai poca strada sul terreno della politica. Allora, dobbiamo fermarci un attimo, c'è un altro nostro amico che incombe, un altro grandissimo amico, e è lui. E comunque, per tornare alla vicenda Chiara Poggi, aggiungo solo una cosa, non abbiamo aggiunta prima, che gli inquirenti sono in azione anche a Tromello, un piccolo comune della Lomellina, sempre nel Pavese, cercando appunto, come dicevi tu Carlo prima, l'arma del delitto, un attizzatoio che secondo un testimone sarebbe stato gettato in un canale. Peraltro di questo aveva già parlato a suo tempo un testimone che poi aveva detto no, mi sono inventato tutto, mi sono sbagliato, sono un cretino, sono uno stupido. E invece pare che sia... sapere il generale Garofano, che sta nelle televisioni di tutto il mondo a concionare, come si sente di fronte a sta roba? Piacerebbe saperlo anche a me. E magari ce lo spiega nella prossima trasmissione televisiva in cui si presenta sempre col microscopino e tutto il resto. Comunque, ci sentiamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici, cari tutti di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Stiamo parlando del nostro integratore, l'ACUC2 straordinario, quello che combatte i dolori articolari, artrosici in maniera naturale, quindi vi ricordo, se volete prenotarlo chiamate 030 68 40 408. Ma io questa mattina volevo parlarvi anche di un'altra cosa che ritengo molto importante. E che cos'è? È il nostro GastroFree, è l'altra parte della nostra linea di integratori. GastroFree è per coloro che soffrono di iperacidità. Vi è mai capitato di mangiare una foglia di insalata e sentirvi come un pallone e dici ma com'è possibile? E non ho mangiato niente, sono gonfio, ho sempre il rutto continuo, i mini rutti, non quello la Fantozzi, il ruttone, i mini rutti, e poi no, quello non lo mangio perché non lo digerisco, questo qua mi appesantisce. Allora, ascoltatemi, voi dovete provare il nostro GastroFree, la soluzione alla bava di lumaca. Adesso non è che uno ciuccia le lumache, chiaro, ma viene estratto il muco polisaccaride. Chi ha avuto come me la grande fortuna di avere i nonni in casa avrà sentito parlare che si mangiavano tanti anni fa le lumache per combattere le ulcere. È una soluzione straordinaria, non ha controindicazioni, vi sistema. Allora, il prezzo è questo. 3 flaconi di GastroFree, 59 euro. A casa vostra non pagate il trasporto. Scadenza, adesso vado un po' a naso, un paio d'anni. Provate la natura, GastroFree, ne sentirete parlare. L'originale ce l'ha Alberto Acerbis, che sono io. 030 68 40 408. Ulcere, avete bisogno di digerire bene, iperacidità, bruciore di stomaco, reflusso, GastroFree, 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Carlo, io non so cosa darei in questo momento per ciucciare delle lumache, te lo Ah, giuro. beh, sì, cioè, secondo me Radio Libertà dovrebbe organizzare una gita come si fa con l'enoturismo, eccetera, eccetera, da Cervis. Sì, dovremmo fare una giornata speciale da là, in diretta da là. Comunque, e poi consiglio a Cervis di mandare una confezione di gastro free a Ellis Line, perché secondo me ne ha abbastanza bisogno. Ne ha di lumache, diciamo, da ciucciare. Comunque, non potete ciucciare altro. Carlo, dunque o Mrs. naturalmente, per chi ha sentito o Mrs. lo stesso. Nel senso che non posso cambiare più le ruote, per esempio, certo. ai fermisti, no? Perché i fermisti ma io non avevo inteso in altro modo, sia ben chiaro. No, Comunque, io... comunque andiamo a un altro argomento molto intrigante al quale ci hai introdotto prima, seppur per cenni, vale a dire la questione del nuovo Papa. Insomma, ti piace? Fammi fare una domanda scema. Ti piace questo nuovo Papa e perché? In che modo ci avviciniamo a un concilio, che è una cosa importantissima? Non è un'enciclica, non è una robetta qualunque. Il concilio è un passaggio epocale, giusto? Sì, è un passaggio epocale e secondo me la Chiesa Cattolica ha bisogno del grande reset al suo interno. Secondo me i padri del conclave lo hanno scelto esattamente con quell'idea. Tieni presente e a confermare che questo Papa è una scelta vincente per la Chiesa Cattolica. Dopo ti leggo una cosa carina dal mio pezzo sul Panorama. È una scelta vincente per la Chiesa Cattolica, sta un elemento. Il fatto che è riuscito a rinsaldare praticamente appena eletto le diverse anime della Chiesa mondialista messa in piedi da Bergoglio. Queste diverse anime non possono essere guidate da un'idea sinodale, quindi assemblearistica, delle assemblee, che peraltro hanno prodotto come contraccolpo l'arroccamento di Bergoglio in una sorta di assolutismo nervoso e dispettoso, cioè i molti errori che Bergoglio ha fatto nel governo della Chiesa derivano dal fatto che quando sei in presenza di un assemblearismo il principio di autorità viene meno e quindi chi esercita l'autorità risponde chiudendosi a riccio. Ha bisogno la Chiesa di ridefinire delle linee guida teologiche e ha bisogno di rimettere in quadro la sua geopolitica. Tutta questa roba la fai non per via di sinodo, ma per via di concilio. In più aggiungo che questo pontefice è il primo degli agostiniani e dentro gli agostiniani lavora come un tarlo positivo quella raccomandazione che l'Ipponate fa nel De Trinitate. Il De Trinitate è l'opera più importante di Sant'Agostino. Tutti si soffermano sulle confessioni e hanno ragione, perché è un'opera filosofica dedicata al mondo, ma il De Trinitate è quel mistero che lui si pone di fronte alla Trinità di Dio, e la meditazione dice sostanzialmente credam ut intelligam et intelligam ut credam, cioè credo per capire, ma cerco di capire per credere. Mi direte, assomiglia un po' al Cartesio, al cogito ergo sum. Non del tutto, è qualcosa di più. Devo interpretare il creato per coglierne l'essenza ed alimentare la fede. Allora, questo passaggio nella testa di un agostiniano impone la meditazione sul presente e soltanto un concilio lo può fare. Beh, e lo farà. E secondo me lo farà, perché già prepara questa enciclica sull'intelligenza artificiale, che è il pezzo che leggi oggi sulla verità, e soprattutto prepara, ha fatto lettera agli ebrei,
compatta la Chiesa americana, che in questo momento è la più vivace dal punto di vista delle adesioni e la più consistente dal punto di vista economico, rimetterà ordine in curia, ha scelto di vivere nel Palazzo Apostolico, riaffermando l'autorità papale. Io nel mio pezzo scrivo "The Pope is back", il Papa è tornato, ma soprattutto apre il contenzioso con la Cina, mentre Bergoglio si era suggestionato dalla comunità di Sant'Egidio e da Parolin, si era acconciato a ritenere che la Cina fosse il nuovo orizzonte del mondo. Il Papa riconsegna il magistero della Chiesa ad un dialogo profondo con l'Occidente. Ma c'è una cosa, è l'incipit del pezzo che ti voglio leggere. Sì, ecco, quello ti stavo chiedendo. Così facciamo fare due risate ai nostri, facciamo fare una riflessione ilare a chi ci ascolta. Comincia così il mio pezzo. Durante una partita di Maraffone, è il 3-7 con la briscola che si gioca in Romagna, a un prestigiosissimo prelato fu chiesto un commento sul nascente Partito Democratico. Rispose: volete sapere perché il comunismo è morto e noi siamo ancora in piedi da 2000 anni? Entrambi facciamo nomine per cooptazione, ma i comunisti non hanno avuto la pazienza di trovare l'ultimo cretino e il giro si è fermato. Bella, molto bella. Carlo, intanto allora mancano un quarto d'ora abbondante di tempo alla conclusione. È molto carina questa, è molto bella. Chi vuole intervenire può farlo a questo punto chiamando allo 02 92 94 7222. Ripeto, 02 92 94 7222, i messaggi WhatsApp, anche audio, speriamo di poterli far risentire anche a Carlo, perché mi dicono che in diretta si sentiva il messaggio di prima. Comunque 340 6709. Domani mi tradurrai, cardinale. Certo, sì. 340 6709 659. A proposito di messaggi, Gianni da Roma scrive: a proposito del nuovo Papa, i media di sinistra, il 90% dei media quindi, sono ancora nella fase dell'innamoramento, convinti che Leoncino sia Franceschiello, con un altro nome, nonostante i primi segnali da lui lanciati dovrebbero far loro capire che quasi sicuramente così non sarà. Quando lo scopriranno saranno i primi a rinnegare tutte queste sviolinate, il che mi sembra una previsione abbastanza facile, no? Tutto sommato. Mentre scrive un altro ascoltatore su altro tema, la mia domanda semplice: Meloni riuscirà a essere leader d'Europa, a dare il foglio di via a Francia e Germania e al fianco di Trump senza se senza ma? C'è un problema di peso economico. Cioè che per essere leader devi avere un peso economico rilevante, molto rilevante, e francamente ancora, la Germania e la Francia messe insieme fanno un PIL totale di oltre 9.000 miliardi di euro, noi siamo a 2100, quindi c'è un problema di sproporzione. Tenete presente che l'Europa è sostanzialmente, dal punto di vista economico, è assorbito nel PIL di 4 paesi, Italia, Spagna, Francia e Germania. Il resto non conta quasi nulla dal punto di vista economico, conta dal punto di vista di commercio, di consumo, eccetera, eccetera, ma dal punto di vista della produzione conta relativamente poco. La Meloni può fare una cosa, dovrebbe fare una unione dei governi che hanno l'idea dell'Europa come confederazione di stati e non come soggetto politico unico. Allora, abbiamo 3 telefonate allo 02 92 94 7222. Prego gli ascoltatori di essere il più possibile sintetici, così non c'è troppa attesa. Comunque, sentiamole. Pronto? Pronto, buongiorno professor Cambi dal Veneto, Antonello, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo riportarla sull'argomento di Leone XIV, che a distanza di 1700 anni ritorna a Nicea, al primo concilio di Nicea, dove il suo predecessore, l'amico Costantino, fondò quella che oggi viene chiamata la Chiesa Cattolica Romana, ovvero per volontà dell'imperatore proprio nel 325 Costantino risorse quella famosa controversia che coinvolge anche la dottrina della Trinità. Allora la mia domanda è questa: ma il caro Leone XIV, anziché interessarsi dell'intelligenza artificiale,
Perché non va a scavare nelle parole di Gesù, di cui lui dice di essere il rappresentante, quando in Giovanni 17,17 dice che la tua parola, cioè la parola contenuta nella Sacra Bibbia, è la verità, per cui non c'è bisogno, come Costantino, di andarsi a impelogare nelle dottrine mondiali e xenofobe di questo sistema di cose. Grazie, dottor Cambi. Allora, sentiamo subito la seconda telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, dopo un po' di tempo sento il dottor Cambi, mi fa sempre piacere. Prego. Senta, Cambi. Che aria tira Rieti? Mi associo, che aria tira Rieti? Buona, direi buona. È un grande cantiere per le opere del PNRR, stanno rifacendo tutte strade, scuole, palazzi, sta diventando una città universitaria. Gente, diciamo, studenti con i soldi, insomma, non quella stracciaculo, gli immigrati e cose varie, molti orientali, pagano bene e chi ha gli appartamenti se li sta affittando a pesetore e fanno affari d'oro. Hai capito? Bisognava comprare casa a Rieti un anno fa o 2. Se pagano le esatto, tasse, bravo. Adesso perché le affittano agli studenti, ma sono studenti facoltosi, non è insomma, per intendersi. Sì. No, ma io volevo mettere in guardia, praticamente predico nel deserto, di quello, pare che, non lo so, la prendono tutti alla leggera. L'indirizzo che sta prendendo Mediaset con i suoi programmi, con i suoi ospiti, con i suoi argomenti, quando Tajani fa quella risposta acida, no? Che dice ditelo alla Meloni perché non c'è andata, e io sto dicendo il gioco sporco che sta facendo Forza Italia, che è poi la stessa di Mediaset, che il prossimo governo, non in questa legislatura, lo faranno con il PD. Questa legislatura finirà tranquillamente, ma lo faranno col PD. Cioè, qual è la politica, Cambi, che sta facendo Mediaset sporca nei suoi programmi? Va bene? E poi l'ultima cosa, e mi taccio. Cambi, lei che nelle Marche, io siccome sono un po' lombrosiano, ho guardato 2 o 3 volte il governatore Acquaroli, non ha un aspetto, diciamo, una circonferenza cranica molto intelligente, ha uno sguardo fisso, una cosa, non mi pare molto brillante. Si facesse sentire la Lega, quando ci saranno le elezioni nelle Marche, mettessero un loro candidato magari un po' più presentabile, perché dall'altra parte c'è un maneggino comunista, ma molto abile, che si chiama Ricci. Ecco, queste 2 risposte se posso averle, grazie. Ecco, certo che anche la citazione lombrosiana è fantastica, ma comunque c'è la terza telefonata, Carlo, poi ti lascio la parola. Pronto? Sì, buongiorno a entrambi. Buongiorno. Sono Giampaolo Danasconi da Forte in provincia di Como. Senta, io sul Papa sono d'accordo con quanto detto da Carlo Cambi, non sono d'accordo con quanto detto da Carlo Cambi su Donald Trump. Ieri stavo leggendo un'intervista a Kenneth Rogoff, che è un economista di Harvard, che ha detto che Trump ha dovuto fare marcia indietro, quindi capitolare con la Cina, quindi non sta facendo quello che deve fare con la Cina. In più ha dei problemi di conflitto di interessi e di arricchimento personale, e che quindi Trump sarà sconfitto alle elezioni di midterm nel 2026. Poi Trump ha ricevuto un regalo, un aereo da 400 milioni dal Qatar, questo non è assolutamente corretto, e la comunità europea ha delle grosse difficoltà, però la von der Leyen e il Merz non ricevono questi regali. Grazie, buongiorno. Bene, mi sembrano... Semplicemente parla col presidente, con l'amministratore delegato di Pfizer e compra alcuni miliardi di dosi di vaccino che non servono a nulla, e non credo che l'abbia fatto gratis. Sì, e no, in più nasconde le prove di tutto ciò. Lasciamo perdere. Ecco appunto, mentre andiamo alle altre questioni, Mediaset, Forza Italia PD, Lombroso su Acquaroli e Leone 14 che basterebbe solo Cristo, basta la parola. Beh sì, basterebbe la parola se non fosse che la Chiesa è poi un attore politico del mondo. Appunto. Quindi, dal punto di vista della questione di fede, ma il Concilio di Nicea poi non è andato esattamente come dice lei, perché il Concilio di Nicea è servito a Costantino ad evitare sostanzialmente che il Papa andasse contro il potere contro il potere imperiale,
Insomma, dal punto di vista delle questioni dottrinali ci sarebbe molto da discutere. Sicuramente da Nicea è uscita la granitica affermazione dell'unità del Dio nella Trinità, è uscita la condanna dell'arianesimo, sono uscite una serie infinita di cose, ma dal punto di vista politico il Concilio di Nicea fu molto funzionale. A Costantino, se non altro, per esempio, nasce a Nicea il primo germe dell'antisemitismo, e già questo sarebbe, come dire, elemento per non rimpiangere eccessivamente Nicea. Detto questo, sono d'accordo con lei che dal punto di vista dottrinale Nicea ha posto un punto fermo, cioè la parola è quella di Dio, attraverso il Nazareno che ne è la manifestazione terrena, quindi non c'è molto da discutere. Veniamo alle Marche. Ora, non è che il personale politico della Lega nelle Marche, lasciamo perdere, se no vi potrei raccontare cose che non vi potrebbero piacere. Quanto ad Acquaroli, sì, in effetti è un candidato, come dire, di scarso appeal dal punto di vista della comunicazione, ma è un uomo tutto interno all'apparato dei Fratelli d'Italia, che nelle Marche conta una militanza territoriale abbastanza radicata. Quanto a Ricci, ora io vi racconto una cosa carina. Sapete chi è il presidente della Fondazione Gioacchino Rossini, che viene appunto nominato dal sindaco di Pesaro, e Ricci è stato per 10 anni sindaco di Pesaro? Poi vi dovrei raccontare tutta una serie di inchieste che riguardano il comune di Pesaro, ma sarebbe questione molto lunga. Insomma, sapete chi è il presidente della Fondazione Rossini? Chi è? Chi? Gianni Letta. Ah, ecco. Uno a caso. Che spiega perché Ricci sta spesso ospite delle reti Mediaset. Che cosa sta facendo Mediaset? Non lo so. Quello che vedo io è che, per esempio, Marina Berlusconi spara su tutta una serie di temi, da quelli etici a quelli del lavoro, eccetera, eccetera, cercando di fare il contraltare alla Meloni e cercando uno spazio autonomo di Mediaset, perché probabilmente hanno in animo di essere un editore di riferimento del milieu produttivo del paese, e quando io dico che la Lega ha rinunciato a parlare con i ceti produttivi facendo un grosso errore, segnalo anche questo. Mediaset è la, come dire, emittente del perbenismo, del non facciamo conflitti, del stiamo in una destra liberale moderata. Non è che le due cose coincidano esattamente, essere liberali e essere di destra, ma insomma, e quindi fa questo tipo di intelaiatura, chiamiamola culturale, non tanto per favorire il PD, ma per avere libertà di movimento in Europa, perché i Berlusconi, ed in particolare Pier Silvio, sa una cosa, che un podcast regionale di fronte all'offensiva dell'intelligenza artificiale, e quindi della capacità di costruire contenuti a raffica con costi molto limitati, non regge, ed ha bisogno di una dimensione molto ampia. E chi è che può impedire a Mediaset? Fateci caso, stanno già provando a pigliarsi una televisione in Germania, stanno provando a pigliarci una televisione in Serbia. E chi è che può impedire alla Mediaset di espandere questa sua dimensione strategico-economica? L'Europa. E qual è il partito che in Europa invece li può garantire? Il PPE. Quindi Mediaset non fa nient'altro che tradurre in Italia, basta che guardate le trasmissioni del Debbio e ve ne rendete conto come c'è stata questa accostata verso i buoni sentimenti del PPE. Mediaset non fa nient'altro che utilizzare Forza Italia, e quindi italiani,
come ventriloquo del PPE per avere un favore in Europa in modo da potersi espandere in Europa. È un'operazione non politica ma perfettamente economica di dominio del perimetro televisivo continentale. Beh, tutto sommato anche ragionevole dal punto di vista industriale, societario, no? No, come dire, intelligente ed ammirevole. Che poi questo si traduca in contenuti che per l'ascoltatore italiano, per alcuni ascoltatori italiani siano fastidiosi, è un altro paio di Ecco, certo che secondo me in tutto questo è sparito il racconto dell'Italia vera, cioè noi che cosa succede realmente nel nostro paese non lo sappiamo più. No. Perché la Rai non lo fa e non lo fa neanche Mediaset, tutto sommato. E non lo fa manco la 7 che oggi è in sciopero. Dai brividi dello sciopero, perché finalmente si sono accorti che è pure caro. Ecco, quest'ultima considerazione ci introduce a quello che a questo punto, vista l'ora, è l'ultimo argomento che vorrei. Ma io vorrei che la Lega dentro la Rai si facesse sentire e dicesse: apriamo una rete, un canale, un'organizzazione che racconta l'Italia. Anche perché forse, Carlo, mi sbaglio, tu la conosci meglio di me la Rai, ma forse è rimasta proprio la Rai a poter fare una roba del genere, no? Non c'è altro modo. Sulla scorta di questo... Invece, per esempio, un'emittenza locale in varie regioni che da coordinare poi con un'unica regia, ma insomma è un'operazione che richiede tempo, anche se un partito federalista come la Lega dovrebbe metterci un minimo d'attenzione, certo, su una costruzione. La filigrana, la struttura già c'è, no? Giustamente in Rai. Ultima cosa che però si collega a questa, perché abbiamo parlato di scenari. Rispondere a quel signore su Trump, però. Ah sì, giusto, sì. Prego. Grazie a un economista di Harvard che si è visto tagliare i fondi da Trump per giudicare Trump non mi pare la migliore delle scelte obiettive, ma comunque no, poi tra l'altro imputare conflitti di interessi, idoni e compagnia bella non porta mai da nessuna strada, secondo da nessuna parte. Anche perché Trump non l'ha mai nascosto che fa il Presidente della Repubblica e contemporaneamente costruisce palazzi. Io l'ho già detto, mi pare, in un'altra trasmissione, che lui in Oman sta costruendo tutti i villaggi turistici per i ricchi americani e ha un ottimo rapporto col governo dell'Oman. Ecco, ma torniamo a quanto dicevamo poco fa, Carlo, e su quello volevo concludere. Allora, abbiamo parlato di tante questioni oggi, no? Abbiamo parlato anche di politica internazionale e mi pare però che continuiamo a parlare poco, non solo noi, ma in generale, di una cosa alla quale invece noi in questa rubrica abbiamo sempre tenuto e che abbiamo messo sempre in evidenza, cioè lo stato dell'economia reale, le questioni interne, domestiche, perché è giustissimo, diciamo, tener conto delle questioni internazionali, sono il quadro di riferimento, sono importanti, molto importanti, hanno riflessi anche molto pratici, molto sensibili dal punto di vista economico, quindi quello è un punto da analizzare, da tenere sott'occhio. Però mi faccio due domandine sulla questione fisco, sulla questione burocrazia, sulla questione federalismo, giusto appunto, che tu citavi poco fa. Come siamo messi in Italia? Ne discutiamo, ne parliamo, vogliamo parlarne, vogliamo fare passi avanti, vogliamo tagliare le tasse, la burocrazia, vogliamo essere più fedeli allo spirito dei territori e quindi rendere più ricco, più mobile, più vivace il nostro paese, perché se dai linfa ai territori e li valorizzi, mi sembra che fai una bella cosa. Ecco, di tutte queste robe qua, ne parliamo, a che punto siamo, cosa succederà secondo te? Mi spiace che abbiamo solo 2 minuti secchi, però... L'unico tentativo serio in questa direzione la sta facendo Giancarlo Giorgetti, che in Europa si batte per allungare i tempi di attuazione del PNRR, essendosi reso conto che buona parte dei progetti del PNRR che Draghi ha messo dentro l'agenda sono inutili per l'ammodernamento del paese. C'è il povero Gusmeroli che si dà un sacco da fare per tentare di mitigare la mannaia fiscale sulle famiglie. C'è una preoccupazione molto forte, questa sì, degli imprenditori nei rapporti nel costo dell'energia, o poi c'è questa buffonata della CGIL di Landini sul referendum, il lavoro, eccetera, eccetera. Ma il tema centrale qual è? È che l'Italia ha fortunatamente ancora una fortissima capacità di esportazione. Tenete presente che noi facciamo 700 miliardi di export su 2100 miliardi di PIL, il che vuol dire che un terzo del nostro PIL nasce esclusivamente dalle vendite all'estero, e
e c'è un altro elemento molto interessante, l'ottimo stato di salute delle nostre banche, il che fa dire che l'Italia è in questo momento il paese che, se ci fosse un'agevolazione fiscale forte, può alimentare degli investimenti privati che, facendo incrementare la domanda aggregata, potrebbero anche fare aumentare i salari, e sicuramente è nelle condizioni economicamente è nelle condizioni potenziali per avere un'economia più forte di tutti in Europa. Tutto questo si scontra con un elemento centrale: l'intelaiatura dello Stato è vecchia dal punto di vista istituzionale, è vecchia dal punto di vista costituzionale, è vecchia dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia. C'è una cosa di cui nessuno si è occupato, ma che è tremenda: i tempi del processo civile si sono di nuovo allungati. Se noi non riusciamo a fluidificare il sangue dell'economia in questo paese, rischiamo di diventare come gli esperimenti alchemici del Sansovino, cioè diventare delle mummie di gesso. Ma in questo momento il paese ha le potenzialità per avere un'economia forte. Il problema qual è? È che non ne parla proprio nessuno. Carlo, io ti ringrazio come sempre. Siamo arrivati alle 11. La straordinarietà, secondo me, di Carlo Cambi è che noi non prepariamo quasi mai nulla in anticipo e che fluisce un discorso talmente ricco, approfondito, ma anche calmo, sereno, col tempo di farlo, che io trovo assolutamente necessario. A me mi vivifica quest'ora e un quarto del mercoledì, ma lo dico da ascoltatore in questo caso, non da tuo collega, da ascoltatore e da cittadino, e mi ritengo veramente fortunato di poter condurre una trasmissione con un ospite come te. Te lo devo dire proprio in schiettezza totale, perché te lo direi in privato, lo dico in pubblico e lo dicono anche tanti ascoltatori. Quindi grazie davvero, Carlo, per tutto. Grazie. È tutto gratis, tra l'altro, è tutto gratis. Eh? È tutto gratis, et amore Dei. Cioè, sì, spiegalo anche a quelli della Lega. Forse Dei no, però insomma, et amore sicuramente. Comunque, anche Dei, perché no? Non si può vivere senza avere un riferimento trascendente, altrimenti dovremmo rassegnarci ad essere delle molecole destinate a non lasciare traccia di sé, il che francamente non mi piace. Carlo, un abbraccio, un saluto caloroso. Saluto Frida. Sì, eccola lì, è scappata giù. E un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, davvero un abbraccio a tutti. Ci sentiamo magari nel primo pomeriggio. Sì, Okay? sì, ci sentiamo presto. Sì, sicuramente, Ciao, benissimo. ciao Giulio, ciao a tutti. Grazie. Arrivederci, siate felici.